mattini amici e amiche, ben ritrovati con l'appuntamento di friulitv.net con gli speciali dal vivo. Con noi abbiamo oggi due ospiti. Innanzitutto saluto Simona Liguori, collegata da Udine, e da Bologna Antonio Maturo. Apro subito gli Audi perché chiaramente altrimenti facciamo l'effetto pesce. Buongiorno a tutti ai nostri ospiti. Allora, innanzitutto io partirei per diritto di ospitalità, visto che è la prima volta che partecipa con noi, il professor Antonio Maturo, che ripeto dall'Università di Bologna collegato. Innanzitutto che aria tira da quelle parti, professore? A livello atmosferico piuttosto afosa, direi, ecco. Certo. In compenso c'è più vivacità nella dimensione politica, ecco, ma su questo è un altro discorso. Sarà un'estate di passione, viene da dire, no? Perché ci sono molte località che andranno al voto in autunno, e chiaramente in questi mesi, queste settimane calde, si lavora per rinfrescare in un certo senso le varie aree politiche, no? Beh, certo, e tra l'altro in una situazione inedita, visto che siamo in una situazione di post-Covid, lo dico con un punto interrogativo tra parentesi, e quindi il contesto è radicalmente cambiato. Io credo che i partiti e i movimenti che si affronteranno in ottobre debbano tener conto di quanto il Covid abbia mostrato, ci abbia, diciamo, resi consapevoli. Uso a dire questo, che ci voleva un virus per farci capire l'importanza delle malattie croniche. Ecco, quindi con questo virus, che è stato particolarmente cattivo, rendiamolo umano, e con i malati cronici e gli anziani abbiamo capito quanto la nostra assistenza in diverse, diciamo anche a livello regionale, nelle diverse regioni, sia differente e sia importante, e come la organizzazione sanitaria territoriale abbia centralità nella lotta al virus e nella promozione della salute. Chiaro. Allora, innanzitutto, prima di entrare nel nostro dibattito odierno, chiaramente saluto anche Simona Liguori, al quale di sanità ne parliamo da parecchio tempo insieme a te, Simona, ma purtroppo anche sotto gli aspetti non positivi ma negativi, perché chiaramente non esiste solo il Covid, non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in tutta Italia. Però chiaramente la situazione è un po' paradossale, no? In un certo senso. Sì, buongiorno Omar, e naturalmente grazie al professor Antonio Maturo per poterci portare, ecco, questo punto di vista nazionale, su scala nazionale, di quali sono i nuovi bisogni, no, di salute e di sanità sociali anche dopo il Covid. E solo per dare una battuta di introduzione, direi che il Covid è stato proprio come una grande livella, che è quella, la famosa livella di Totò, no? Uno dei nostri beniamini, che facendoci ridere diceva tante verità, ossia ha colpito le persone di ogni strato sociale, ci ha portati di fronte a quelle che erano i punti di forza e di debolezza, ospedali piuttosto che territori, che sono stati purtroppo uguali per tutti, ed è da questa livella che credo io dobbiamo ripartire, proprio in una rinascita anche del prenderci cura delle persone a tanti livelli, dando una spinta che è quella di far avere servizi uguali alla persona, quindi un'equità anche di accessi ai servizi sanitari, sociali, al mondo del lavoro e poi alla formazione. Professore, senta, è arrivato il generale Figliuolo, è cambiato il governo nel corso della pandemia, tutto a posto, tutto risolto? Stiamo viaggiando tranquilli, nel senso che la macchina organizzativa non avrà più intoppi e dunque tutti vissero felici e contenti? Beh, purtroppo felici e contenti non possiamo vivere dopo quello che è accaduto. Quello che noto è come vi siano continuamente degli imprevisti. Adesso c'è la variante Delta, prima c'erano problemi
con i vaccini o comunque con la comunicazione rispetto all'efficacia dei vaccini. Quindi sembra quasi che ogni volta che pensiamo che la cosa sia fatta, ecco che emerge un problema nuovo. Ovviamente la parte importante che dovrebbe renderci un po' più felici riguarda il PNRR, il Piano Nazionale Resistenza e Resilienza, ecco, e tutti, diciamo, quei fondi che noi dovremmo allocare, specialmente nella sanità, si tratta di quasi 20 miliardi di euro, per rendere le nostre risposte di salute cioè, più incisive, anzi addirittura qui abbiamo l'opportunità di rivoluzionare il sistema delle cure ed è un'opportunità che noi non possiamo permetterci di perdere. Certo. Senta, non c'è solo Covid chiaramente in Italia, ci sono anche altre malattie, perché sembra che all'improvviso ci sia solo il Covid, no? Però purtroppo ci sono anche le altre malattie, gli altri problemi legati sempre allo stato di salute a livello nazionale. Secondo lei, oltre al percepire insomma questo messaggio del Covid, ma quello che conta è che queste malattie particolari che purtroppo ognuno di noi può avere sono un po' dimenticate, no? Ultimamente ci sono malati di serie A, di serie B e addirittura di serie C. Ecco, che messaggio lei può lanciare, visto che è anche un sociologo e dunque ha il polso della situazione, no? Non dico in tempo reale, ma quasi. È interessante che lei, per descrivere me, che sono un sociologo, utilizzi una metafora medica, quella del polso e del battito cardiaco. Fa capire quanto, diciamo, la medicina sia dentro le nostre vite, no? Di come la medicina detti svariati orientamenti. Invece abbiamo visto che la medicina andrebbe contemplata in un modo più ampio, che esca dagli ospedali e che quindi si consideri medicina anche la promozione della salute e la prevenzione. Ha ragione, ci sono tanti malati cronici, ci sono 1.300.000 malati di Alzheimer e demenze e soprattutto ci sono altrettante persone che come minimo si prendono cura di questi malati, e sappiamo che la vita dei caregiver familiari è durissima, soprattutto per coloro che hanno l'Alzheimer. Ci sono oltre 3 milioni di persone che hanno ricevuto una diagnosi di cancro, ed è in parte, non vorrei essere frainteso, ma è in parte una buona notizia, nel senso che queste persone, il cancro si sconfigge e si vive anche dopo la diagnosi, ma comunque vi sono sofferenze enormi tra malati di cancro, caregiver, quindi queste persone necessitano di una risposta. Io recentemente sto curando un volume che si chiama Malati sospesi, e sono le persone che sono rimaste sospese nel limbo durante il Covid. E sono tante, quindi mancata prevenzione di cancro soprattutto, mancata assistenza, e poi ci sono le nuove patologie innescate dal Covid. Se pensiamo a un termine un po' così di moda adesso, la psicodemia, cioè il disagio mentale conseguente ai vari lockdown. Pensiamo a persone che non avevano tanti mezzi, che sono dovuti stare in casa, a volte in 4-5 persone, in 70 metri quadri, con connessioni instabili. È stata davvero difficile. Pensiamo a persone che hanno perduto il lavoro, persone che hanno avuto difficoltà nell'occupazione. Questi sono eventi che mettono davvero a dura prova l'equilibrio mentale. E poi pensiamo ancora ai caregiver, persone che hanno un malato di Alzheimer in casa, o semplicemente ai genitori che avevano bambini e ragazzi che dovevano studiare. E poi il Covid, come diceva Simona Liguori, è stato abbastanza democratico nel colpire tutte le fasce, però temo che abbia lasciato più strascichi nelle persone che hanno maggiori difficoltà, perché sappiamo che chi aveva diabete, obesità, ipertensione, che sono malattie tipiche delle popolazioni più vulnerabili anche a livello socio-economico, hanno subito conseguenze nefaste. Certo. Allora, Simona Liguori, questo
un po' un piano generale che abbiamo sentito attraverso le parole del professore. Chiaramente nella lontana provincia dell'impero non è che tutto funzioni a livello sanitario, no? Ci sono purtroppo delle falle aperte che il Covid momentaneamente aveva, non dico chiuso, ma in un certo senso messo da parte, in panchina, usando un gergo tecnico sportivo, no? E chiaramente adesso le cose stanno nuovamente riemergendo, perché se il tappo non tiene, prima o dopo scoppia, no? Certo, è così, Omar, nel senso che il Covid ha esacerbato quelli che erano i problemi della sanità e delle organizzazioni sanitarie già esistenti. Noi siamo una regione nella quale dai tempi, appunto, ci ricorderemo del 94, della legge Fasola, si è avuto successivamente negli anni una riduzione sempre più lineare, un taglio lineare appunto dei posti letto. Il che avrebbe un senso se a questo taglio dei posti letto fosse conseguita una riallocazione, cioè un mettere naturalmente i denari, le risorse sul territorio, l'assistenza domiciliare, il potenziamento dell'assistenza appunto nell'RSA, nelle case di riposo delle persone, delle polifunzionali, pensiamo appunto anche a tutti i centri diurni per le persone disabili. Questo non è avvenuto, quindi, come dire, da una parte chi lavora in ospedale o chi si serve dell'ospedale vede che questi tagli ci sono stati, vede soprattutto il personale medico, infermieristico, tecnici di laboratorio o di radiologia che naturalmente hanno tantissimo lavoro e sono impegnati allo spasimo. Dall'altra parte però anche chi lavora sui territori, pensiamo a tutti il personale appunto che si occupa dell'assistenza territoriale, queste risorse in più, questo personale in più non lo ha visto negli anni. Il Covid ha impattato, lo sappiamo, duramente su tutto quello che era il filtro territoriale, che di fatto c'è stato in maniera molto discontinua, i tracciamenti, le prese in carico da parte appunto delle unità speciali di continuità assistenziale dell'IUSCA. Ne abbiamo parlato anche in più di una tua trasmissione, della sensazione di abbandono che molto spesso le persone hanno avuto nelle case quando erano colpite dal Covid. Che cosa ci rimane al netto anche di queste considerazioni? Che i problemi che c'erano prima ci sono adesso, con un carico in più purtroppo di passione e di patimento. Liste d'attesa che c'erano prima, ma che naturalmente si sono implementate perché bisogna recuperare tutto il pregresso, e una regione, quale il Friuli Venezia Giulia, appunto, nel quale oltre 400.000 persone su 1.200.000 abitanti hanno delle malattie croniche molto invalidanti, per ritornare a quello, appunto, ai dati epidemiologici nazionali che il professor Maturo ci ha dato. Senta, professore, immagino che a livello nazionale la situazione non cambi, no? No, direi di no. Diciamo, alcuni problemi sono gli stessi, ecco, su una diversa scala. Quindi con il PNR bisognerà cercare di agire attraverso una valorizzazione e un incremento delle strutture intermedie che possono intercettare nuovi bisogni. È scritto a chiare lettere anche nel PNR. Cioè che si debbono fare questi ospedali di comunità, le case di comunità, bisogna spingere sugli infermieri di famiglia, bisogna recuperare i piccoli ospedali, non chiuderli, ma renderli specialistici, integrarli con il territorio e non renderli, diciamo, a continuare con l'idea che possono svolgere qualsiasi funzione, perché sarebbe uno spreco. Bisogna, come lasciava intravedere anche Simona Liguori, rispondere, potenziare. Un tempo c'era l'ospedale e c'era la salute dall'altra parte. Oggi viviamo in una situazione molto più cangiante, complessa. Non è che siamo o malati o sani, siamo tutti un pochettino malati. Ecco, le malattie croniche vivono, mi perdoni la battuta, dobbiamo convivere con una malattia più a lungo che con moglie o marito, statisticamente, ecco. E quindi il sistema delle cure deve riorganizzarsi in questo modo. A volte io, essendo all'università, penso alle facoltà, si chiamavano così un tempo, di medicina, che sono largamente arretrate per rispondere
a dei bisogni oggi che non sono più dentro gli ospedali, vanno riammodernati anche i tipi di piani di studio. I medici debbono imparare a parlare diciamo, attraverso degli insegnamenti dedicati, debbono comprendere la cronicità. E poi, mi scusi, aspetto con ansia questa aberrazione dei test di ingresso in cui vengono chieste delle cose stupefacenti, come chi è l'assassinio dell'Orient Express, chi ha interpretato il tal film. In alcuni casi queste domande di cultura generale sono davvero ridicole, ma allora queste domande di cultura generale trasformiamole in domande di cultura e di salute. Chiediamo di che cosa si moriva a Venezia nel romanzo di Thomas Mann, chiediamo che cos'è quant'è la spesa sanitaria sul prodotto interno lordo, chiediamo che cosa significasse U.S scritto ai bordi di un libro, no? Dovreste saperlo bene, no? In Friuli Venezia Giulia questa citazione della coscienza di Zeno, no? Quando voleva smettere di fumare. Ecco, se dobbiamo dare delle domande di cultura generale, almeno focalizziamole sulla salute. Prego. Termini pure il suo intervento. C'è tanto da dire. Da un lato c'è la malattia e il disagio, da un lato credo che dovremmo anche vedere un lato luminoso della salute, che è quello del wellness, che è quello dell'attività fisica, dello stare insieme. Questi aspetti pesano tantissimo sulla salute di un individuo. Diciamo, le morti premature, posto che ognuno pensi che la propria morte sia prematura, immagino, comunque derivano in piccolissima parte da problemi genetici, in larga parte derivano da stili di vita malsani che sono condizionati dall'educazione, dal livello di reddito e anche dalle opportunità che il territorio offre, perché se noi possiamo camminare, possiamo andare in bicicletta al lavoro, siamo diciamo spinti a scegliere dei percorsi di vita sani rispetto a dei percorsi di vita malsani, se ne diciamo giova tutta la comunità. Ecco, questo è molto importante, tentare anche di agire sulla prevenzione. È vero, non è molto attraente a livello politico la prevenzione, perché nella politica è più bello avere un nastro tagliato di fronte a un nuovo laboratorio, che per carità è molto importante, rispetto all'idea di promuovere la lotta al tabagismo, ma dobbiamo inventare dei modi di comunicare questa lotta agli stili di vita malsani che facciano interessare diversi stakeholder. Chiaro. E invece una domanda, chiaramente questa è una domanda che vale sia per Simona Liguori che per il professor Maturo, chiaramente in base alle vostre conoscenze. E il fatto dei vaccini, no? Perché stiamo battendo da mesi, no? Che bisogna vaccinarsi, e poi alla fine viene a scoprire che magari gli stessi operatori sanitari, no? Ci sono alcuni operatori sanitari che dicono, ma forse però anche se non ti vaccini, a me non va bene vaccinarmi perché io sono una coscienza libera e non mi vaccino. Ecco, la domanda chiaramente è generale, poi ognuno di voi due risponderà in base alle sue conoscenze. Non è un messaggio innanzitutto sbagliato, perché battiamo il ferro da una parte ma tiriamo l'acqua dall'altra perché si raffreddi, no? Seconda cosa, i cosiddetti Novax hanno, diciamo così, un punto in più a favore, perché dicono, ma se un medico che opera 0,24 nella sanità è il primo a dire io non mi vaccino, perché devo vaccinarmi? Punto di domanda. Allora, partiamo con Simona. Omar, la vaccinazione dei sanitari è un obbligo di legge, quindi senza se e senza ma. Il sanitario si deve vaccinare, questo è fuori di dubbio. Avere, come dire, messaggi che sono messaggi contraddittori, l'abbiamo visto anche noi, il primario appunto della rianimazione dell'ospedale di Udine che non si era vaccinato, sembrava aspettare un nuovo vaccino, poi invece l'ha fatto il vaccino e quant'altro. Purtroppo questo ha creato un dibattito che non serve affatto alla
alla nostra sanità della regione, questo è fuori di dubbio. Noi siamo purtroppo in Friuli Venezia Giulia maglia nera per la vaccinazione dei sanitari, medici, infermieri e OSS che ancora non si sono vaccinati. Quindi all'obbligo di legge va naturalmente coniugato un obbligo deontologico del fatto di non dover nuocere alle persone di cui ci prendiamo cura. Questo l'abbiamo cercato anche a livello, e di domani sarà appunto domani la mozione che abbiamo portato come forze di minoranza, di opposizione in Consiglio regionale, proprio per dare un messaggio molto chiaro e deciso di rispettare questo obbligo di legge. Tra l'altro, chi non si vaccina mette anche a rischio la tenuta dei sistemi sanitari, perché se un medico o un infermiere non si vaccina, in qualche modo o deve essere affidato ad un altro servizio. Pensiamo ad esempio alle persone che fanno magari assistenza domiciliare, quando hai 5, 6, 7 infermieri o medici che non appunto sono vaccinati, chi fa il loro lavoro? Quindi mette questo sotto un grave stress. Quindi raccomandiamo appunto, naturalmente crediamo nella vaccinazione perché crediamo nella medicina, perché altrimenti, voglio dire, Omar, ci sarebbe realmente una confusione che credo che nessuno, né il comparto sanitario appunto, né il cittadino ne abbia bisogno. Certo. Ha bisogno di viaggiare compatti. Poi sai che io sono medico volontario vaccinatore, quindi questo fatto anche sull'utilità lo spiego ogni qualvolta vado appunto anche volontariamente a vaccinare le persone al Fiera appunto nostro di Martignacco, dove ho persone che vengono a vaccinarsi, possono avere dei dubbi, il medico spiega loro appunto, li tranquillizza e li rafforza in questo patto appunto di salute che c'è tra medico, infermiere e utente. Professore. Guardi, io sottoscrivo ogni parola di Simone Liguori e quindi diciamo che non avrei delle cose da aggiungere in specifico. Vorrei però portare all'attenzione un fatto, è che noi diciamo questa notizia di coloro anche tra sanitari che non si vaccinano, noi siamo portati a credere che Novax o comunque Altervax siano frange sempre un po' ignoranti, che debbono essere acculturate, hanno necessità di avere più informazioni, ma come dimostrano tante ricerche fatte in ambito sociologico anche da molto tempo, le persone più sospettose nei confronti dei vaccini fanno parte di elite, almeno agli inizi, quindi erano persone molto preparate che avevano anche degli argomenti, in alcuni casi, che si potevano ascoltare, ecco, ma ovviamente a mio avviso del tutto infondati, che comunque non sono persone totalmente, almeno agli albori, poco acculturate e incompetenti sanitari. Quindi dovremmo tenere conto di questo anche nella comunicazione di supporto alla vaccinazione. Credo anche però che la questione dei vaccini credo anche che noi vivremo a lungo con il Covid, e questo lo dico non per essere, diciamo, negativo. Noi dovremo far finta che il Covid ci sia ancora allo scopo di tenerlo lontano. Ecco, sembra una formula un po' complicata, però le vaccinazioni dovranno continuare a lungo affinché il Covid non diventi endemico, ecco, perché questa è la possibilità, che vi sia un futuro endemico, quindi riusciamo a sconfiggere il Covid, ma ogni tanto ritorna. Invece, purtroppo noi dovremo convivere con la precauzione e misure precauzionali, perché appunto c'è qualcosa che non è il Covid, ma è il rischio. Ecco, noi vivremo in una società del rischio e quindi ci saranno dei mutamenti strutturali per minimizzare il rischio, e quindi ci sarà sorveglianza sanitaria, dovremo sacrificare qualche aspetto della nostra privacy, dovremo appunto vaccinarci regolarmente e ingaggiare questa sorta di corpo a corpo, anzi corpo anticorpo potremmo dire, nei confronti del Covid, perché abbiamo visto che muta, abbiamo visto che anche i vaccini
devono venire modificati e quindi non c'è un acceso spento, dovremmo diventare flessibili e attuare quello che si dice in gergo manageriale con un certo termine un po' altisonante, responsiveness, cioè dobbiamo essere veloci nel trovare risposte. Allora, per andare a concludere questo appuntamento, Simona, io chiuderei col discorso delle mascherine, no? Da oggi in tutta Italia si possono togliere le mascherine, si possono, attenzione, fino a un certo punto, no? Perché secondo me non cambia niente rispetto a ieri, perché comunque dovrai tenerle se c'è presenza di pubblico, se ci sono famosi assembramenti, sui treni, sui mezzi pubblici, eccetera. Diciamo così che la differenza qual è? Che uno per strada può camminare in libertà senza doverla tenere su gioco forza, almeno che non ci siano, ripetiamo, determinate situazioni, presenza di gente per la strada e via dicendo, però se le distanze ci sono si può togliere la mascherina e respirare in santa pace. Ecco, anche qui il messaggio è arrivato un po', come si dice, all'italiana, no? Adesso tutti liberi tutti anche sotto questo punto di vista. Invece la situazione non è proprio così, no? La situazione, Omar, l'hai spiegata bene tu, nel senso che bisogna in qualche modo, e questo però ci dovrebbe venire per certi versi anche, come dire, un po' nelle nostre corde, dopo tanti mesi di lockdown, e mesi nei quali appunto abbiamo portato le mascherine, abbiamo osservato il distanziamento sociale, soprattutto ci siamo lavati le mani. Allora, il concetto appunto di conservare queste che sono state delle abitudini, delle buone abitudini di vita sana, come appunto il lavarsi le mani, che non è assolutamente banale né scontato, lo dobbiamo continuare a mantenere. Viceversa, il concetto di poter dire ritorniamo a tutte quelle che sono le nostre abitudini di lavoro, di vita sociale e di divertimento è sano, perché bisogna ripartire con la memoria però di quello che è stato. Quindi il concetto comunque di prestare attenzione e soprattutto, lo dico ancora una volta, di vaccinarci e di far vaccinare le persone che noi amiamo. Se permetti, Simona, quello che ha detto prima il professore, non ci sono punti diciamo così, di critica, nel senso che ha parlato chiaro. Infatti, professore, dalle nostre parti c'è un detto che dice "Gli talmente chiare che van furpa i bocui", no? Un vecchio detto friulano, ma tanto per far capire l'antifona, no? Cioè, è così, basta, non torni più indietro, dimenticati le cose di una volta, perché l'ha detto lei chiaramente senza nessun problema, no? Prego, Simona. Esattamente, c'è stato un prima e c'è un dopo, e come diceva sia Omar Costantini che il professor Antonio Maturo, bisogna sempre pensare da che cosa stiamo uscendo. Tutti i lutti, naturalmente le sofferenze che ci sono state fino ad adesso non ci devono dare un via libera sfrenato, e naturalmente anche che ci pone a rinnegare, a dimenticare, rinnegandolo naturalmente quello che è successo, ma continuare appunto ad osservare quelli che sono degli accorgimenti che ci aiutano comunque a stare in salute. Chiaro. Professore. No, guarda, io non ho molto da aggiungere ancora, mi pare che Simona Liguori abbia, diciamo, sintetizzato in modo mirabile. Forse dovremmo ripensare appunto a quello che è accaduto in questi ormai quasi 2 anni e capire che alcune misure sono state sacrosante, altre forse le abbiamo vissute come restrittive. Personalmente io credo che all'aperto vi siano certamente, almeno da quello che ho letto, un po' meno rischi, ecco. Tuttavia, anche se di rischi ce ne sono pochi, credo sia stato un bene anche che le misure siano state un po' restrittive, perché a livello simbolico è importante non abbassare la guardia. Quindi ecco, io sono originario di Rimini ed era vietato anche passeggiare in spiaggia durante il primo lockdown. Fu molto criticato il sindaco per questo. In effetti non era una misura forse necessaria, ma era necessaria a livello simbolico, perché se tu lasciavi trasparire, diciamo, che vi fosse la possibilità di comportamenti troppo aperti, ecco, quello avrebbe dato la stura a un eccesso di incoscienza, a mio avviso. Colgo l'occasione per dirvi 2 cose, che
Mi ha fatto molto piacere passare questa mezz'ora con voi, perché io ho abitato in Friuli tanti anni fa, negli anni 70, ho passato 1 anno e mezzo a Campoformido, quindi questo vostro accento mi ha riattivato dei neuroni che credevo inassopiti, e assopiti, anzi, e vi chiederei di essere reinvitato e di darmi del tu, perché ecco, certo. Mi sono sentito un po', ho vissuto la sindrome dell'impostore, ecco, quindi se ci sarà una prossima volta, come spero, mi raccomando, più informale. No, io ringrazio lei invece, anzi ringrazio te, visto che hai chiesto di darti del tu, per la partecipazione. Come l'ho ribadito, no? Noi abbiamo questo modo di fare i programmi non urlati, non da bar sport, ma chiari e trasparenti, in modo tale che il pubblico da casa possa tranquillamente ascoltare e, perché no, fare mente locale per magari chiarire anche dei dubbi, proprio perché oggi sui social in particolare, voi due mi insegnate, anche a livello di dibattiti, quando accadono a livello televisivo, si urla, ma alla fine non si capisce nulla. Qui invece si parla chiaro, trasparente, anzi, io ho coniato un hashtag: parlare potabile, tanto per essere chiari. Molto, molto bello. Bene, io ringrazio allora Antonio Maturo dell'Università di Bologna, chiaramente Simona Liguori, consigliera regionale ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Con gli speciali torneremo chiaramente nei prossimi giorni, mentre l'informazione su friulitv.net continua attraverso il nostro sito friulitv.net, con gli aggiornamenti di quello che è accaduto nelle ultime ore, negli ultimi minuti in regione e non solo, mentre intorno alle 11.30, 11.45 saremo in onda con la prima edizione del nostro live per ulteriori aggiornamenti con la cronaca e le edizioni mattina, pomeriggio e sera. Grazie ancora a tutti voi, grazie ai nostri ospiti, e non resta che augurare buona mattinata a tutti e buon inizio settimana. Buon lavoro, arrivederci.